approfitto del fatto che ci sia uno dei protagonisti del documentario, cosa totalmente improvvisata in questo momento, per chiederti, ecco, magari al di fuori del documentario in sé, come di raccontarci, di aggiungere qualcosa a quello che vedranno queste persone nel documentario. Niente, vorrei parlare in inglese, se mi permette. First of all, I would like to say good evening, everybody. I would like to say that I appreciate with the video he did with me. So I'm very, very happy because Scholar Idile really helped me out in this situation I was. But today I don't think that there's too much to say about the situation of before and now, because there is no difference, because the situation I were before was even more better than the one I am today. So I'm not going to say that it was a very big thing, a great thing for me. I appreciate the course I went to do because it's a good job I've got, but there is no future. You understand? I don't know, maybe you will not understand, but there is no future because my future, I don't think it's going to end from the job I'm doing now, because I hope to achieve more than that. Because today I might be here, Venezia, tomorrow I might be somewhere, Bologna, because I don't know where the future is leading me to. So I appreciate for the good work my friend did. And through this means I get to know so many other people, and you are looking at me now. And learning how to drive scavatore, apripista is a good job, but I appreciate, but I think I have too many roads to cross ahead of me. That's all I have to say for now. I appreciate it. Grazie. Aggiungo, appunto, è importante questa testimonianza perché vi dà un oltre a quello che vedrete. Appunto Aiela l'abbiamo ripreso e seguito all'inizio, appunto, quando lui era disoccupato, arrivato in Italia da 2 anni, adesso credo siano 3 e mezzo che è qui, aveva trovato era riuscito a entrare in questo corso per immigrati disoccupati, alla fine del quale è riuscito a trovare lavoro. Ecco, e così si chiude il documentario. La situazione attuale è che nonostante lui abbia questo lavoro, ci sono una serie di problematiche molto grandi e difficilmente risolvibili per un ragazzo nigeriano di 24 anni nella bassa veronese. Per esempio la casa. Adesso lui è stato gli ultimi 2 mesi a dormire in macchina perché la bassa veronese non offriva abbastanza garanzia agli affittuari per dargli una casa. Ecco. Dopodiché con il lavoro ci sono un'altra serie di problematiche legate ai pagamenti piuttosto che allo sfruttamento di orario, eccetera, e questo è il continuo. Dunque è una situazione, lui infatti ha detto che non è che sia meglio di prima, posso capire, perché comunque è una situazione sì, non agiata di sicuro. Lui lavora comunque 8 ore al giorno, però qual è il fatto, che poi vedrete anche nel documentario, chiudo, che lui studiava legge in Nigeria ed era venuto qua per continuare a studiare legge, però come sappiamo ci sono varie problematiche, prima delle quali quella del non riconoscimento delle università fuori dalla comunità europea,
e dopodiché anche altre serie di burocrazie che rendono difficile se non impossibile, insomma, sappiamo le badanti di mio nonno, no? che magari è laureata in ingegneria. Ecco, dunque appunto spero che questo documentario vi faccia pensare e niente, buona visione e grazie.